Come va? Sono molto contento di essere qui. Allora, diciamo subito la cosa più importante, l'avete notato tutti. Sì, sono pelato. No, non è. C'ho un tutore che mi sono fatto male giocando a calcetto. La cosa più banale e stupida del mondo. Quando è successo? Ieri sera. Potevi pensarci prima di venire a registrare e non giocare a calcetto? Sì. Questo so stupido, può essere. Poi ho scoperto una cosa. Io mi ero già rotto il polso 12 anni fa e sono andato di nuovo in pronto soccorso, mi hanno messo la cosa e è cambiato un botto, una cosa in negativo in Italia, cioè che rispetto a 12 anni fa, adesso quando ti rompi il polso è triplicato, pensate, triplicato il numero di battute sulle pippe che ti fanno. Tutti, appena arrivata niente. Pensavo che fossero finite da ragazzi e invece adesso dice, vabbè, che comunque è la sinistra, quindi battute che non vanno bene, perché fosse stata la destra mi sarei lasciato morire io, quindi sarebbe stato diverso. Però no, è vero, mi sono rotto il polso e tra l'altro ho sta rassegna tra 2 giorni a Milano dove ci voglio andare tantissimo. È una rassegna di cabaret che si fa tutti gli anni, che si chiama Coca Supa, che è una sigla, sta per Comici Calvi sul Palco. È una rassegna di cabaret milanese ed è esattamente come ve la state immaginando, cioè sono tutti comici pelati, e il pubblico sono tutti uomini pelati e per le donne nel pubblico vengono distribuite all'ingresso delle cuffie color carne. Io vi giuro che questa cosa è vera, è una rassegna di 3 sere di fila, cioè siamo tanti, quanti comici pelati ci sono in Italia? Tantissimi, non avete idea. E ci tengo tantissimo ad andarci perché ci sono andato una sola volta 10 anni fa e il Coca Supa comunque è un po' un tempio del cabaret milanese e 10 anni fa io avevo 24 anni, ero all'inizio del mio percorso nella comicità e quindi ho avuto un'esperienza di Coca Supa nervosissima, ero terrorizzato anche perché al Coca Supa i comici sono tutti pelati, quindi sono tutti signori. Io avevo 24 anni, ero già pelato da 2 anni e tutti mi guardavano con sospetto perché secondo me tu te sei rasato apposta per venire qua. Capito che mi sono rasato per andare al Coca Supa secondo loro. Questo io davanti allo specchio. Forza Daniele, quanto è grande il tuo sogno. Finalmente al Coca Supa ce l'abbiamo fatta. E ero terrorizzato perché il Coca Supa è una rassegna di cabaret e il pubblico del cabaret è un po' diverso dal pubblico della stand-up. Io poi ero giovane e il pubblico erano quasi tutte coppie di adulti, signori, cinquantenni, sessantenni, che non è il mio pubblico e l'unica cosa che c'era in prima fila un tavolo di giovani, però tutti con gli occhiali da sole. Io penso, ma chi so, era come mo, però immaginate se qua tutti voi avevate gli occhiali da sole. Quindi io li ho identificati immediatamente come degli stronzi. Secondo me, cioè perché se mo c'avevate gli occhiali da sole, io pensavo, senza offesa, ma chi so sti stronzi. E qua c'era un altro tavolo vuoto, io speravo, vabbè, adesso arriveranno dei giovani, il mio pubblico. E invece in questa tavolata vuota, prima fila, sono arrivati tutti ragazzi con la sindrome di Down, ragazzi con la sindrome di Down calvi, giustamente, perché al Coca Supa, ragazzi Down calvi sardi, tutti quanti, perché erano con una onlus che li aveva portati a Milano, si erano andati a vedere la registrazione di una puntata di Striscia la Notizia e poi erano venuti al Coca Supa. Che posso dire? Serata della Madonna, bellissima serata, ottimo lavoro. E loro si sono divertiti un sacco, cioè stavano là tutto il tempo, arrivava un comico, gli indicavano la testa, si indicavano la testa e giù a ridere, che comunque è il modo giusto di approcciare il Coca Supa, cioè la battuta è quella, siamo tutti pelati, è giusto, boom, 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 giusto, divertentissimo. Comunque inizio la serata e la tavolata della Onlus si diverte tantissimo, io non sapevo, invece si sono divertiti un sacco, al punto che il ragazzo in prima fila, quello che era seduto più davanti, ha iniziato a ridere talmente tanto che a un certo punto ha iniziato a fare e io non sapevo se si stava strozzando e ero terrorizzato perché non volevo interrompere la serata, capito? Perché non sapevo se stava ridendo o se si stava strozzando e non volevo essere quello ignorante, indelicato che magari quello stava solo ridendo. Io facevo fermi tutti, oddio ti senti bene? E quello magari stava solo ridendo, capito? Allora la Onlus lo porta là, io per la mia ignoranza fermo la serata, no che succede? Lo metto pure al centro dell'attenzione. Non volevo assolutamente fare questa cosa, però non volevo manco essere quello che 10 minuti dopo, mentre ci stanno i paramedici che provano a rianimarlo, tutti mi dicono perché non hai fermato lo spettacolo, eri l'unico che lo poteva vedere. Io facevo no, pensavo stesse ridendo alle mie battute graffianti, che cazzo ne so come ride questo. E alla fine
Ho deciso di non dire niente, non sono intervenuto perché il ragazzo sta bene, è vivo, non è che vi sto a raccontare una tragedia e quel ragazzo ci guarda da lassù. Questo spettacolo è dedicato a Marcolino, no, sta bene, se no non ve lo raccontavo, se era una tragedia lo raccontavo dallo psicologo, no, a Taranto, era un'altra cosa. Però sul momento non ho detto niente e ci ho pensato dopo, secondo me non ho detto niente anche perché se lui veramente si fosse strozzato dalle risate a un mio spettacolo, comunque sarebbe stata una bella pubblicità, capito? Il comico che uccide, era una cosa, avevo bisogno di una bella spinta, è un pensiero egoista, però avevo bisogno di, vabbè, è una giungla là fuori, questo, vabbè, capite, avete capito, è solo per dire, se uno di voi comincia a strozzarsi non chiamo io l'ambulanza, ecco, basta che lo sapete, siamo tutti d'accordo, in bocca al lupo a tutti, ecco. Io vi vedo, muto, e poi buon viaggio, spero di vedervi tornare, vabbè, ci siamo capiti. Tra l'altro la Onlus chiaramente non era solo per ragazzi pelati, però loro erano tutti pelati, questo vuol dire che le cose sono due, o che quelli coi capelli li hanno lasciati in Sardegna, che è un gesto di una cattiveria inaudita, andiamo a vedere Striscia Notizia, no ragazzi, dopo c'è il Cocasupa, te, rimanete in Sardegna, no? Oppure, cosa ancora più brutta, tra Striscia la Notizia e il Cocasupa, tutti rasati, che sarebbe stato... Però loro erano felicissimi, continuavano a strusciarsi la mano sul cranio, e comunque, ripeto, interpretazione corretta. E comunque pure quelli con gli occhiali da sole si erano accorti che qualcosa non andava perché guardavano, erano nervosissimi e guardavano verso quello che sembrava si strozzasse, nervosissimi. E io li ho visti e ho pensato, mamma mia, Milano come sta messa male con la cocaina. Perché, capito, vedo questo con gli occhiali da sole, nervosissimo, ho pensato, questi sono venuti intrippati al Cocasupa, cioè che... Allora, ognuno si gestisce le sue dipendenze come vuole, io non giudico nessuno, però se prima di andare a una serata di cabaret di comici pelati ti vedi con i tuoi amici e pensi, sai che ci sta bene stasera, la cocaina vuol dire che ti devi fare delle domande, cioè pure se stasera uno di voi sta aggrappato alla sedia perché è troppo drogato, vuol dire che avete scollinato, dovete tornare di qua, vi aspettiamo a braccia aperte. Vabbè, questo è un messaggio. Comunque alla fine la serata è andata bene, lo spettacolo è andato bene, quindi dopo è il momento delle foto, ho conosciuto tutti i ragazzi della Onlus, ci siamo fatti tutti la foto insieme, tra l'altro le foto al Cocasupa è tipo tutto mano sul cranio, cranio contro cranio, sono tutte cose, poi foto di gruppo e alla foto di gruppo al fotografo va detto mi raccomando vacci piano col flash perché se no il Cocasupa diventa il firmamento se fai partire una luce nella stanza del Cocasupa. E poi sono venuti a parlarmi anche gli stronzi con gli occhiali da sole, che però a quel punto ho scoperto non essere cocainomani nervosi, bensì ciechi. Che però io, no, e mo tutti, sì certo, è che grazie al cazzo, non è che vedi uno con gli occhiali da sole seduto, pensi, oh questo non ci vede, che cazzo ne so io, poi sono arrivati da me, e poi sono bravi tutti. Però da seduto mica lo vedi il bastone. No, è grazie al cazzo. Il bastone si restava al guardaroba, non so il Galateo cosa preveda, però sono arrivati, Daniele, complimenti, grazie. E mi sono sentito in colpa, perché poi dopo ti senti in colpa, quindi ho detto, oh grande ragazzi, come va? E anche voi con una Onlus? E loro, no, noi siamo amici, quale Onlus? E io, no, infatti quale Onlus? Chi ha detto Onlus?